Fondata in epoca romana, contesa in epoca medievale tra vicentini, veronesi e padovani, Lonigo passò nel 1387 sotto il dominio di Gian Galeazzo Visconti. Il primo colpo d'occhio è quello sul grandioso Duomo del 1875 e in stile eclettico, la cui facciata a fasce bianche e rosse si staglia imponente in piazza 4 Novembre, già piazza dei Cavalli. Lasciato il Duomo, a ricordo dell'antico castello andato distrutto è visibile il Mastio, mentre un lungo porticato immette nella centrale piazza Garibaldi, dove i leoniceni, gli abitanti di Lonigo, usano darsi appuntamento davanti al monumento ai caduti di Ettore Fagiuoli. Da fondale alla piccola e armonica piazza sul lato corto Palazzo Pisani, oggi sede di esposizioni, di eventi e del Consorzio dei Vini dei Colli Iberici. Alle porte di Lonigo, in località Madonna, a 2 chilometri dal centro, sorge invece il santuario della Madonna dei Miracoli, luogo di fede e devozione mariana, edificato nel XV secolo per celebrare un evento miracoloso. Oltrepassata la bella facciata che documenta l'ultima fase del gotico in terra vicentina, si accede all'interno, dove si conservano l'affresco miracoloso della Vergine e una preziosissima collezione di ex voto, che bene esprime la gratitudine della popolazione per le grazie ricevute, ma anche la tradizione e la vita dei leoniceni.